e la libera creatività di Dio che lo fa passare dalla cecità alla vera luce. Cristo lo chiama, gli svela il mistero della Chiesa e lo manda come strumento scelto per portare il suo nome a tutte le genti. Questa celebrazione, entrata nel calendario romano solo del secolo X, conclude in modo significativo l'annuale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Infatti, non esiste un vero ecumenismo senza interiore conversione. E vogliamo anche pregare in una maniera particolare per il nostro fratello Giovanni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, siamo qui radunati per lasciarci incontrare dal Signore, per lasciarci illuminare dalla sua parola, per lasciarci fortificare dall'Eucaristia, per celebrare degnamente questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati e imploriamo la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la predicazione del beato apostolo Paolo, dona a noi, che oggi celebriamo la sua conversione, di camminare verso te, seguendo i suoi esempi, per testimoniare la tua verità dinanzi al mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e diverrà con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse al popolo: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne, come può darvi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii allo scopo di condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme per essere finiti. Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno all'improvviso una grande luce dal cielo diffuse attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu persegui. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? Il Signore mi disse: alzati, prosegui verso Damasco. Là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante io guardai verso di lui e riempi la vista. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché ti sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto in udito. E ora, perché aspetti? Alzati, scegli il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Parola di Dio. Proclamerò ai popoli il nome del Signore. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Proclamerò ai popoli il nome del Signore. Forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Proclamerò ai popoli il nome del Signore. In quel tempo, apparendo agli 11, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Sì. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo, laddove Gesù risorto appare agli apostoli e dà loro un compito, un mandato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Gesù è il risorto, quindi la storia di Gesù non è finita con la morte in croce. La storia di Gesù non è finita in un sepolcro, è risorto, è vivo, ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto il male. Il fatto che Gesù è risorto significa che è venuto a portare la salvezza a tutti. Ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre fragilità. Il nostro peccato è stato inchiodato con Lui sulla croce. Perché Dio, è bella questa espressione della Bibbia, dell'Antico Testamento, Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Il nostro Dio è il Dio della vita, che ama la vita. È Lui che ci ha donato questa vita. Ed è Lui che ci dona anche la vita eterna, la vita che non ha fine, la vita che è per sempre, che è per l'eternità. Il momento della morte, a noi cristiani, non deve far paura. Sì, c'è la tristezza, c'è il dolore, perché una persona cara non è più in mezzo a noi. E c'è un dolore perché quella persona che abbiamo tanto amato non è più in mezzo a noi. Ed è umano. Anche Gesù, dicono i Vangeli, il Vangelo di Giovanni in una maniera particolare, alla morte di Lazzaro, suo amico, si è messo a piangere. E quando piange davanti alla tomba dell'amico Lazzaro, tutti dicono: guarda come gli voleva bene. Quindi se noi vogliamo bene veramente a una persona e quella persona non è più in mezzo a noi, muore. Le lacrime sono espressione del nostro amore, del nostro affetto. Ma noi cristiani abbiamo la speranza, abbiamo la fiducia, abbiamo la certezza che la morte è un momento di passaggio da questa vita alla vita eterna, alla vita senza fine. Chi muore lascia questa terra, ma entra in quel regno dove non è più lutto, non è dolore, non è malattia, non c'è pianto, non c'è lacrima, ma c'è pace, c'è gioia, c'è serenità per sempre. C'è quel potersi ritrovare alla presenza del Signore. Dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto fin quando non raggiungiamo il Signore, che è la pace. Anche la preghiera che noi diciamo per i nostri cari defunti, cosa dice? L'eterno riposo dona e splenda a noi la luce perpetua, la luce che non ha fine. Ecco, noi crediamo in questa vita che non ha fine. Gesù risorto, abbiamo sentito nel Vangelo che abbiamo ascoltato,
Dio è Padre, che Dio è buono. E se Dio è Padre di tutti, siamo fratelli. Dio ci dà la possibilità di vivere da veri figli di Dio, da veri fratelli. E quindi nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, già in questo mondo, possiamo realizzare quel regno di pace, di amore, di misericordia. E poi un giorno poterci ritrovare con il Signore per sempre, nel regno della pace, della misericordia. Dio è amore, questa è la bella notizia. E quando noi siamo capaci di amore, quando c'è l'amore tra marito e moglie, tra genitori e figli, quando realizziamo un mondo di amore, un mondo di pace, noi stiamo cominciando a realizzare il paradiso in questa terra, in questa terra. E allora la morte diventa un passaggio, dal ritrovarci alla presenza del Signore in questa terra, al ritrovarci alla presenza del Signore in cielo, per sempre, per l'eternità. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo, che Dio ama, che Dio perdona, che Dio guarisce, che Dio salva, che Dio dà la possibilità di una vita nuova. Poi questo annuncio deve essere accolto. Dio non si impone per forza. È bella quella pagina dell'Apocalisse che dice che Gesù sta alla porta e bussa. Io sto alla porta e busso. A chi mi apre entrerò e cenerò, io con lui e lui con me. Così si presenta Gesù, con delicatezza. Chiede di essere accolto, chiede di essere ascoltato, chiede di mettersi alla sua sequela. Ecco, se noi seguiamo Gesù, se noi camminiamo sulle sue orme, se noi viviamo con il suo stile di vita, e allora vivremo da veri figli, e allora vivremo da veri fratelli. Quando noi celebriamo la Santa Messa, noi celebriamo la Pasqua, celebriamo la morte e risurrezione di Gesù. Quando noi ci nutriamo di Gesù Eucaristia, ci nutriamo di Lui e Lui diventa la nostra vita, la nostra forza. Ecco, chiediamo al Signore che diventi la nostra forza, la nostra speranza, il nostro coraggio, che Lui ci doni di poter vivere la vita di ogni giorno da veri figli di Dio, da veri fratelli. Più noi ci nutriamo di Lui, più noi assimiliamo la sua parola, più noi assimiliamo il suo stile di vita, più noi conformiamo la nostra vita alla vita di Gesù, più vivremo da veri figli di Dio, da veri fratelli. Oggi preghiamo in particolare per il nostro fratello Giovanni. C'è una preghiera molto bella della Chiesa che dice: Signore, accogli questo tuo figlio in cielo, lui che ti ha riconosciuto come Signore nella sua vita, possa ora incontrarti come giudice misericordioso. Ecco, è importante vivere questa vita riconoscendo Gesù Signore della nostra vita. Quando è Signore? Quando lo ascoltiamo. Quando è Signore? Quando possiamo dire che Lui regna nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità. Ecco, se noi lo riconosciamo Signore, un giorno lo incontreremo come giudice misericordioso. Perché quando ci presentiamo al Signore, Lui giudicherà la nostra vita. Se abbiamo fatto male, il male va condannato. Se abbiamo fatto bene, il bene va premiato. E noi nella nostra preghiera diciamo: guarda al bene che il nostro fratello ha fatto nella sua vita. Gesù ha detto: tutto quello che avete fatto di bene al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Signore, riconosci il
Ci mettiamo in piedi. La festa della conversione di San Paolo ci testimonia delle meraviglie che la grazia di Dio può compiere. Oggi pregheremo Dio Padre perché la Chiesa e il mondo si aprano sempre più alle esigenze del Vangelo. Diciamo insieme: Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. O Signore, la tua Chiesa sparsa nel mondo come chicchi di grano nel campo, sia unita come unico pane nell'amore di Cristo. Preghiamo. Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. O Signore, anche oggi il mondo ha bisogno del Vangelo, la luce di Cristo e la forza dello Spirito Santo. Suscitano e afferrano nuovi apostoli della gente. Preghiamo. Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. O Signore, molte persone hanno fame e sete di te. I poveri di fede, di speranza e di carità trovano nelle nostre comunità lo spirito di accoglienza e rinnovamento. Preghiamo. Rivelaci il volto del tuo Figlio. O Signore, molti nostri vicini non ti conoscono e non ti amano. Donici nuovo entusiasmo per accostarli con semplicità e misericordia. Preghiamo. O Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. O Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Aiutaci a vivere intensamente il desiderio di conversione. Preghiamo. Signore, rivelaci il volto del tuo Figlio. Per il nostro fratello Giovanni, preghiamo. O Padre, operatore dei prodigi, esaudisci le nostre suppliche e concedici la grazia della conversione per partecipare pienamente alla missione del Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
ciò che lo Spirito Santo illumini la tua Chiesa con quella fede che animò San Paolo e lo fece missionario e apostolo delle genti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te da vivere, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Santo Sempre suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diavoli e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Riconduci a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Giovanni, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle presenti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù ci ha insegnato la preghiera dei figli di Dio. Quando noi diciamo Padre, ci riconosciamo figli e ci impegniamo a vivere da figli di Dio. Quando diciamo nostro, noi riconosciamo che Dio è Padre di noi e di quelli che ci stanno accanto, e che quindi, se siamo figli dello stesso Padre, siamo anche fratelli tra di noi. E con questa preghiera ci impegniamo anche a vivere da veri fratelli. Con il desiderio di vivere da veri figli e da veri fratelli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Chi è preparato per ricevere la comunione rimane in piedi, gli altri possono sedere.
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accendano in noi l'ardore di carità del beato apostolo Paolo, che portava nel cuore la sollecitudine per tutte le chiese, per Cristo nostro Signore. Fare l'esperienza che Dio ci ama è una cosa molto bella. Sapere che il Signore non vuole perdere nessuno, che vuole la salvezza di ciascuno di noi, anche questo ci riempie il cuore di gioia. Non vuole proprio perdere nessuno. Ci vediamo nel momento in cui era lì sulla croce, c'era un ladrone crocifisso accanto a lui. Ricordati di te quando sarai nel tuo regno. E Gesù, che non vuole perdere nemmeno lui, dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. San Paolo, di cui oggi celebriamo la conversione, oggi è la festa della conversione di San Paolo. San Paolo inizialmente perseguitava Gesù, perseguitava la Chiesa, i cristiani. Lo incontra, fa l'esperienza di Gesù e diventa l'apostolo delle Chiese. Prima perseguitava la Chiesa e poi va a diffondere l'annuncio della Chiesa fino agli estremi confini della terra. Dio non vuole perdere nessuno e vuole compiere meraviglie attraverso ogni persona. Noi oggi abbiamo ricordato in questa Santa Messa in una maniera particolare Giovanni. Dio non dimentica per il suo amore, per la sua famiglia, per l'armonia, per la gioia che lui portava con il canto, con il suono, con la sua presenza, portatore di gioia. Noi dobbiamo essere portatori della gioia del Vangelo, della gioia del Signore, della consolazione del Signore, sempre e ovunque. E ora disponiamo il cuore per ricevere la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Zio Giovanni, e avevo personaggi e ho cuore per ancora di età non è grande, ancora sai potevi campare, ancora sai con noi potevi stare, che voso Signore e niente noi può te fare, ancora la tua c'era meglio sento suonare, ancora la tua bella voce sento cantare, che cose mai mi posso scordare, non tengo pace in tuo cuore. Ancora io con te voglio suonare, ancora io con te voglio cantare, me la salta con desiderio di Dio e chi sta fuori la volontà di Dio. Questo uomo di buona qualità e la salta onore e rispetto a mezzo della nostra società. Ricordi di Zio che io ti porto sempre in tuo cuore e non mi posso mai scordare, lo do con fare e le sante parole. Ora una bella suonata ti voglio fare, perché sto solo tu la vero il tuo cuore, e quando si deve suonare ti dà onore e piacere.
io ti dico ciao e mi dispiace, ti mando tanti baci e ti auguro che riposi sempre in santa pace.